La verità che Vincenzo Consoli sta raccontando ai giornali era l'argomento di oggi a Montebelluna. Voci discordanti sul personaggio e su quanto ha fatto per la banca. Io penso che prima di chiedere scusa ci dovrebbero pensare prima, io penso. Adesso è troppo facile chiedere scusa. Io penso, pure io ho perso dei soldi, però penso che proprio Consoli l'ha resa di carattere internazionale. E quindi io non sono d'accordo con quello che scrivono con i giornali, perché prima era una bancarella. Le due facce degli azionisti di Veneto Banca. Sulle locandine l'intervista all'ex amministratore delegato si è detto addolorato per quanto è successo ai soci. Ammette degli errori, ma sottolinea che le cause del disastro sono altre, tra queste la trasformazione repentina in SpA. Parole che secondo molti dovevano arrivare prima. Che doveva parlare prima? È perché se ci sono delle verità vere è meglio che le sappiamo tutte subito, forse avremmo accorciato i tempi di risoluzione di questo problema. Poi c'è chi è convinta che chi era al vertice non poteva non sapere. Io ho conosciuto questa banca quando si chiamava Banca Popolare di Montebelluna, neppure di Asolo, di Montebelluna. Poi è diventata di Asolo, ho seguito tutta la storia praticamente e credo che da quando è entrato Consoli la banca abbia preso una direzione, la direzione che prendono normalmente i megalomani. Delusa e arrabbiata la maggioranza dei cittadini azionisti e correntisti. Noi credo neanche una ciamba. E dopo che vuol che tira fuori i schei che gli ha rubato quei che ai porican, invece di mettersi lì a far lui. Anche per il sindaco l'errore più evidente è aver perso il contatto con il proprio territorio. Un divario antropologico fra chi si permetteva di avere l'aereo per andare in giro in Italia e in Europa e invece gli azionisti che umilmente si spostavano coi furgoni a lavorare sul territorio. Forse la banca ha perso la sua identità di banca di territorio negli ultimi anni della guida Consoli ed è questo che l'ha mandata in crisi, non il fatto di essere banca del territorio, ma il fatto di aver smesso di essere banca del territorio per una visione di grandezza che si è rivelata assolutamente fallace.